Come la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1218 di oggi, lunedì 22 di giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. 0292947222 quando ve lo dirò io per le telefonate, invece il numero della zappa o WhatsApp è già aperto al 340-670-9659, ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Vai pure Natalia, buon lavoro e buon lunedì a te.
L'intelligenza artificiale è un autentico terremoto. Per passare dalla scoperta del motore a scoppio alla sua generale utilizzazione ci sono voluti 100 anni. Invece, per assistere al radicamento dell'intelligenza artificiale in tutti i paesi del mondo sono passati solo 2 anni. Non solo, 2 anni dopo si è già affacciata la sua seconda generazione. In questa corsa vertiginosa i veri protagonisti al mondo sono oggi solo 2, gli Stati Uniti e la Cina, che si inseguono a suon di miliardi di euro di investimenti. In questo contesto l'Europa invece rischia di finire sul binario morto perché manca di infrastrutture, di energia a basso costo e di una visione proiettata non solo sulla ricerca ma anche sulla competizione nei mercati globali. L'Europa fortunatamente dispone di ottimi matematici, informatici ed ingegneri, ma fatica a trasformare la ricerca e la conoscenza in imprese competitive, per cui in Europa, ripeto, chi ha idee innovative, e ci sono, spesso trovo più conveniente svilupparle negli Stati Uniti o in Asia, ma da noi, nei pur numerosi talk show, non ne parla mai nessuno. Qui Parlamento. E allora è tornata a trovarci e domani saremo in onda assieme l'onorevole Laura Cavandoli. Ciao Laura, ben trovata. Ciao Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, allora direi che qui possiamo già anticipare un pezzettino di Dentro Montecitorio di domani, perché si parla stasera di piano casa. Sì, perché in aula si stanno votando gli ordini del giorno, domattina si concluderà, diciamo, la votazione col voto finale. E devo dire che è un provvedimento molto atteso, molto richiesto, che ha subito, secondo me, qualche ingiustificato attacco, perché ti do solo un dato, secondo me, anzi 2 numeri che fanno paura. Ci sono 61.000 alloggi ERP sfitti perché necessitano di manutenzione straordinaria e ci sono 22.700 alloggi occupati abusivamente, cioè quindi alloggi pubblici. Ecco, solo questo sono dati secondo me allucinanti che fanno ben capire che bisognava occuparsi delle case pubbliche che servono chiaramente a chi ne ha bisogno. E quindi abbiamo fatto molti emendamenti, la discussione devo dire era nella commissione 8ª e nella commissione 10ª, sia attività produttive e ambiente, quindi la nostra Elisa Montemagna è relatore e quindi devo dire il lavoro è stato fatto con tantissima attenzione. Abbiamo inserito ovunque dove non era già previsto qualche riserva per quello che riguarda le forze dell'ordine, e quindi la possibilità proprio per le forze dell'ordine, per gli agenti delle forze dell'ordine, di tutte le forze dell'ordine, ci tengo a dire, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e anche la Polizia Penitenziaria, di avere una percentuale di alloggi che vengono quindi rimessi in circolo riservata a loro, poi anche al personale sanitario e anche al personale scolastico. Perché cosa fa il piano casa? Il piano casa investe somme ingenti, arriviamo a toccare i 4 miliardi, per prendere gli alloggi che sono inutilizzabili e sistemarli, metterli poi a regime, quindi assegnarli e in questo modo instaurare un circolo positivo, un circolo quindi che va nell'ottica di dire bene, i risultati puri economici tornano quindi nelle convenzioni che vengono fatte o a Invitalia o comunque sia l'ente locale che attua questo provvedimento e pertanto si potrà così manutenere altri appartamenti. Si dice che il 70-80% di questi appartamenti necessitano di minimi adeguamenti, quindi di somme anche relativamente poche, insomma basse, e questo fa anche ben presagire per un intervento rapido. Oggi, fra l'altro, è stato nominato il commissario che resterà in carica fino al 31 dicembre 2027, un commissario che si occuperà di fare
praticamente di reperire i numeri di tutti quelli che sono gli appartamenti, gli alloggi che devono essere sistemati. E chiaramente ci sarà una grande collaborazione con gli enti locali, perché si andrà nell'ottica proprio di vedere, di individuare non solo quelli che sono gli alloggi inutilizzati, inutilizzabili, ma anche in relazione alla zona e alla richiesta, perché è inutile che sistemiamo alloggi in un comune in cui non ci sono richieste, e questo e così si danno un po' anche quelle che sono le priorità. È importante pensare che insomma non si va solo nell'ottica quindi di assegnare una casa, ma di assegnare una casa che poi ci auguriamo il lavoratore, infatti ci sono molte case assegnate ai lavoratori, possa poi lasciarla perché ha potuto accedere al privato, quindi in questo modo al mercato privato, e pertanto in questo modo questo immobile torna in circolo. Importante quindi è non solo incrementare gli alloggi pubblici, ma anche pensare a una loro rimessa in circolo, e in questo senso si va nell'ottica, è stato approvato anche non solo il mio emendamento, quello che assegna una quota alle forze dell'ordine, ma anche quello che fa il senior co-housing, cioè si sono sviluppate, si sono individuate le esigenze di una coabitazione, di età diverse e di esigenze anche diverse, ma anche ragionando di una coabitazione, insomma, di persone di una certa età che possano essere assistite da un'unica persona. Quindi si cerca anche in questo modo di dare un servizio senza gravare troppo sempre sulle casse dei comuni, perché se pensiamo un assistente domiciliare deve recarsi in 10 appartamenti a distanza di 500 metri, 1 chilometro l'uno dall'altro, ecco, se invece si riescono a piazzare tutti nello stesso stabile, le persone che necessitano di questi interventi, diciamo che si fa una relazione molto più virtuosa. Quindi è chiaro che c'è stato un incremento, si vuole incrementare questo, si riprende il fondo affitti per morosità incolpevole, questa è una richiesta importante che ci è stata richiesta da tempo, anche perché insomma era stato finanziato una ventina d'anni fa, è nato nel 2006, poi più volte non è stato rifinanziato e quindi ora si viene a rifinanziarlo e già finanziato tra l'altro dal 2026. C'è una parte importante, diciamo, di normativa urbanistica che agevola e velocizza le procedure proprio quando ci sono queste convenzioni che vengono fatte con Impimit per quello che riguarda l'edilizia residenziale sociale o con Invitalia per quello che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, quindi si va proprio nell'ottica di agevolare e liberare questi alloggi dall'inutilizzabilità. E quindi credo un passo importante che il ministro Salvini ha voluto, ha finanziato, ci tengo a dirlo, sono 2 leggi bilancio che riesce ad ottenere un fondo per finanziare il piano casa, e quindi chiaramente si procederà ancora con un finanziamento nella prossima legge bilancio, però è chiaro che l'idea è quella di rimettere in circolo 100.000 appartamenti nei prossimi 10 anni. Quindi e poi l'altra cosa importante è quella di individuare quelli che sono di altri immobili pubblici che anche non necessariamente, diciamo, abitativi, che possono anche questi essere trasformati in abitativi, o io dico agevolmente, nel senso con una spesa diciamo non eccessiva e con una modalità e con un intervento non eccessivamente lungo, e in questo modo si creeranno nuovi immobili, nuovi appartamenti. Credo che sia assolutamente una richiesta importante. È chiaro che la nostra idea è che quel criterio che la Corte Costituzionale ci ha spazzato via, quello della residenzialità storica, per cui devono essere agevolate prima le persone che da più tempo stanno nel comune, perché è chiaro che sono quelle che hanno contribuito di più a creare l'efficienza di quel comune, la socialità di quel comune, il PIL anche di quel comune. E su questo insomma ci stiamo un po' ragionando, perché
è chiaro che dopo la bocciatura della Corte Costituzionale del criterio di residenzialità dobbiamo introdurre altri criteri molto importanti e abbiamo pensato proprio a quelli che riguardano l'occupazione, quindi i carabinieri, le forze dell'ordine, il personale sanitario, il personale scolastico, quindi si dà una preferenza proprio a persone che hanno un nesso funzionale con il comune in cui è questo immobile. C'è poi la parte relativa agli alloggi universitari e anche qui c'è una parte di co-housing in cui responsabilizza anche un po' di più questi studenti universitari per far dare a loro anche un servizio per quello che riguarda proprio la gestione, diciamo, dell'immobile. Quindi domani concludiamo l'esame in aula a Montecitorio e deve essere convertito definitivamente dal Senato entro il 6 di luglio. Eccellente. Laura, noi ci sentiamo domani alle 14:10, sarà una puntata un po' express, ma oltre a questo di che cosa parleremo? Diamo qualche anticipazione. Guarda, abbiamo qualcosa da vedere sulla mia commissione agricoltura, che abbiamo qualcosina che abbiamo fatto, quindi ti parlerei un po' dei Coltiva Italia e poi insomma vediamo, se domani presento la risoluzione ne parliamo domani, è una sorpresa. Molto bene, allora chi vivrà vedrà e ascolterà. È depositata, ma arriverà domani più o meno alle 14:10, quindi diamo già l'appuntamento, insomma vi parlerò di una risoluzione importantissima. E poi se vuoi diciamo anche due cose sulla caccia, visto che al Senato, se tutto va bene, fra domani e mercoledì passerà la norma sulla caccia. Certamente, molto bene. Grazie allora. Le telefonate? Come? Attendiamo anche le telefonate. Ovviamente, allo 02 9294 7222. Grazie Laura, a domani. Grazie a te, buona serata a tutti. Allora, adesso sigla e poi torniamo dopo la pausa con Alice, Chanson Egocentrique del 1982, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Avenue Park, my life in the dark, I with me. Do you smile for Arabian style? I like it. Miami Beach Boys, children with voice, across the universe. Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song.
dove sono quando sono assente di me. Da dove vengo, dove vado? Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song. Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende ai gradini di grattacieli per prendermi la vita, per prendermi la vita. Central Park, I love in the dark. Ich bin klein. People sang around the campfire ground. I remember prehistoric sound. Was the time of the dinosaur age. Oh, nice. Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song. Mi dice sui seni nudi muoio d'amore. Quando vedrai la mia ragazza dille che io l'amo, dille che io l'amo. Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered song. Di nuovo a te la linea, Antonino. E che eccolo, grazie a te Natalia. Ecco, dicevamo, grazie a te Natalia, alle 18:39 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1218. E allora avete ascoltato Alice con Chanson égocentrique del 1982 e, detto tra noi, a questo punto diamo un'occhiatina alle agenzie, andiamo a vedere l'ANSA. Alex Schweitzer, EPO nel sangue, nuovo caso di doping per Schweitzer, sono innocente ma non mi difenderò. L'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro, presenta una denuncia alla procura competente. Lo sfogo dell'atleta: non ho preso nulla ma dopo tanti anni non ho più la voglia di combattere. Posso dire, io ho sempre avuto stima di quest'uomo, che è caduto e si è rialzato, è caduto e si è rialzato e non si è mai arreso, e capisco anche il fatto che ormai non ne possa più di tutto ciò. È un eroe wagneriano, veramente un eroe wagneriano. Comunque tutta la mia stima e simpatia e affetto per Alex Schweitzer. L'emergenza: bimbi di 2 e 4 anni morti in auto per l'ondata di caldo in Francia, vietato il consumo di alcol nelle zone in allerta rossa. Emergenza caldo, sono salite a 12 oggi le città da bollino rosse, aumenteranno. Ancora, ritrovate le sorelline, in carcere la madre, il compagno e il nonno, sorelle ritrovate, ora recupero in una struttura protetta che faccia da incubatrice. Il Papa, appello di Leone contro la fame, basta alimentare i conflitti. Ed è morto l'ex presidente della Fed, Alan Greenspan, aveva 100 anni, in carica fino al 2006. Lagarde, figura di spicco, piango la sua scomparsa
Bene, allora è morto anche il padre di Uma Thurman, Robert Thurman, e insomma un abbraccio grande alla famiglia Thurman. Ok, allora le 18:41 minuti e 50 secondi, noi abbiamo il nostro primo ospite stasera, parliamo di cibo. Andare a mangiare in un ristorante vegano, e perché no? Ma avrà senso farlo? Io direi di sì. Ecco, sentite un po' che cosa ci siamo detti in questo faccia a faccia con lo chef Paolo Sanvito di Il Lughino. Vai pure Natalia, grazie. Il mio ospite di questa sera è lo chef Paolo Sanvito, che è titolare del Lughino, il Lughino per la precisione, ristorante che ha sede sia a Como che a Milano, ed è uno chef vegano. Lei in quel di Milano si trova in via Solferino al 12, mentre invece a Como si trova in via Bonanomi al 10. Chef, ma mi dica, ben trovato intanto. Ben trovato a lei, grazie per questa bella chiacchierata. Siamo in due centri storici meravigliosi, siamo in Brera a Milano, siamo in Como, che è un gioiellino, insomma una visione di presentazione a livello mondiale, e faccio del mio meglio per portare non tanto una cucina vegana, ma una cucina fatta bene, con il cuore, con la passione, è tutto veramente artigianale, da ingredienti biologici certificati, da piccoli produttori, principalmente locali. Quindi ecco, è innanzitutto una cosa fatta col cuore, con la passione e con tanto amore, ecco. Per il bene di tutti, non solo... Senta, ma lei ha scelto di stabilirsi a Milano, in Brera, per giunta a due passi dalla sede del Corriere della Sera. Diciamo che il suo è un giornale, sì, è un ristorante sempre in prima pagina. Ma questa idea di questa cucina naturale, artigianale, attenta alla salute e all'ambiente, cioè Sì. perché vegano? No, è una delle mie tante sensibilità, però diciamo l'ultima arrivata in ordine di tempo, perché tutto quello che ho portato nella mia attività, insomma, il ristorante che ho creato ormai 13 anni fa, e che adesso sono diventati 2, nasce su dei principi molto importanti per me, ma insomma, sarebbe bello fossero importanti per tutti. Ecosostenibilità, tutte quelle caratteristiche che ho già elencato prima, non vorrei ripetermi, magari annoio, però ecco, tutti i prodotti anche della pulizia, di igiene, sono scelti con grande attenzione nei miei ristoranti. Io fin da piccolo sono attento a queste cose, sono nato nella natura, il mio maestro ci insegnava, ci portava nei boschi a fare lezione, insomma la natura, l'ambiente, l'ecosostenibilità per me sono principi fondamentali. A un certo punto della mia vita a questo si è sommato anche una scelta etica che mi ha portato così a rivoluzionare proprio il mio lavoro, il mio lavoro in cucina, e quindi a crearmi un ristorante che portasse sia quest'idea di cucina, sia tutte le mie sensibilità, come vi dicevo fin dall'inizio della telefonata. Quindi il ristorante è veramente a mia immagine e somiglianza e quando prima vi dicevo credo che questa cosa faccia bene non solo a me stesso, perché mi rendo orgoglioso tutti i giorni di quello che faccio, ma penso che faccia bene proprio a tutti, ecco, questo tipo di scelte a 360 gradi nella mia attività, ecco. Pare anche a me. Senta, lei come ha cominciato? Dove nasce lo chef Sanvito? Nasce, questo forse un po' da libro cuore, però io fin da piccolo giocavo a fare quello che faccio adesso con la mia mamma in cucina. Tutti vogliono stare con la mamma e il papà da piccini e ci si inventa il modo di farlo, no? Quindi con il papà andavo a fare le consegne, andavo in magazzino a sistemare tutta la merce che doveva preparare, e con la mamma stavo in cucina. Lei anche di notte faceva da mangiare per la famiglia. Cioè, per me che le cose siano artigianali, fresche e fatte
in casa è proprio un marchio di famiglia. Quindi fin da bambino giravo con la rotella che ancora adesso giro in cucina della macchinetta per tirare la pasta, mettevo negli stampini il ripieno per i ravioli, facevo gli gnocchi, queste cose qua. Ecco, quindi nasce qui. E poi da grande si sa, quando uno fa un lavoro che giocava a fare da piccolo, chiaramente è come non sentirlo. Gli sembra di giocare per tutta la vita, quindi è stata una naturale evoluzione. Uno cresce, comincia a fare un po' di cose, poi a un certo punto si rende conto che le cose a cui giocava fin da bambino, se le fa per lavoro non le sente. Ecco, questa è la storia. Quindi mi sono trovato a fare il cuoco, prima l'aiuto cuoco, poi il cuoco, insomma, naturalmente. Guardi, mi piace molto perché sto vedendo anche le immagini del locale, mi piace molto questa sua scelta dei colori caldi e dell'accoglienza. E poi appunto, diciamolo pure, mangiare in maniera vegetale, non diciamo vegana, comunque rispettosa dell'ambiente, ha un ottimo Sì. sapore, perché io vedo anche per esempio i menù di quest'oggi. Sentite un po' Sì. qua, lasagna alle melanzane, lasagna primavera, cipollotti novelli e crema di legumi neri. Questa la trovo molto sfiziosa, se mi permette. Certo. Oppure i ravioli artigianali ripieni di spinaci, tofu e anacardi in salsa allo scalogno. Anche questa la trovo molto innovativa. Spirali di farina di rovei e spinaci servite con patate al forno. Insomma, non c'è bisogno di mangiarsi la bistecca con le patate per mangiare con gusto, diciamo così, anche perché vedo che lei offre anche un pranzo di lavoro per i giorni feriali, quindi Certo. mi pare che non si tratta di un mangiare di un cibo, diciamo così, come potremmo dire, non dico snob, ma di lusso. È un cibo che si rivolge a tutti, che si rivolge a chi vuole vivere e vuole nutrirsi in maniera sana e in maniera equilibrata. Le materie prime immagino siano a chilometro zero o comunque abbastanza vicino alle sue sedi. Ovviamente il più possibile, tutto quello che è di stagione, cioè è ovvio che tanto per cominciare ci sono ingredienti che si troverebbero ormai tutto l'anno, ma la scelta consapevole impone che si comprino soltanto quando sono di stagione. Ci sono degli alimenti che sono a chilometro zero e altri che magari bisogna spostarsi di qualche chilometro per averlo. Non so, la nocciola arriverà dal Piemonte, la mandorla mi arriva dalla Sicilia, però è ovvio che la zucchina io adesso la prendo rigorosamente da 10 km di distanza. Quindi ecco, ogni scelta, come vi ho già detto pochi minuti fa, ogni scelta deve essere ragionata e fatta in maniera prima di tutto giusta. Ecco. Al di là del profitto, le scelte per fare il lavoro come io l'ho impostato devono essere fatte in questo modo. Io sono felice di lavorare così, ecco, mi fa stare molto molto bene. Chi è il suo cliente tipo? Lei a chi vuole parlare? Perché qui non si tratta solo di mangiare. Io credo che lei stia facendo anche una proposta, se vogliamo, educativa. Ecco, chi è che vuole educare a mangiare meglio? Non ho mai avuto la presunzione di educare nessuno. Se poi il mio modo di vivere o il mio lavoro fa porre delle domande a qualcuno, sono felice, ma non sono io né a educare né a spingere. Sicuramente però alla sua domanda rispondo che il mio cliente non è necessariamente il cliente vegetariano o vegano. Non è quello, ormai dopo 13 anni di attività vi dico che la maggior parte dei miei clienti sono clienti attenti alla qualità, alla freschezza, quelli che lo percepiscono, quelli che richiedono questo tipo di cura. Cura è proprio la parola giusta. Cura nella scelta degli ingredienti, cura nella preparazione, artigianalità, freschezza, che non sono una cosa
così facile da riconoscere oggigiorno. Questo cliente attento, mi viene da dire come aggettivo proprio che lo inquadra, è il mio cliente che appena percepisce che c'è questa cosa non mi molla più. Ecco, questo al 100%. Poi è chiaro che nel mio ristorante uno legge, sono a Milano, ho trovato un ristorante vegetariano vegano, ci vado perché anch'io lo sono, certamente. Però molte volte questo tipo di clientela non è per forza attenta a tutti i requisiti che per me invece sono ancora più importanti. Mi dispiace sottolineare questa cosa, ma è spessissimo così. Per qualche soggetto vegetariano o vegano, non sto accusando nessuno, ma sto facendo un'analisi della situazione, la zucchina del discount non ha nessuna differenza dalla zucchina biologica del mio piccolo produttore locale, mentre per quel consumatore che delineavo prima, che è esattamente il mio cliente tipo, è invece più importante la qualità, la freschezza, l'artigianalità, ecco, e quindi questo è il mio cliente veramente fisso e immancabile, imperdibile. Ecco, adesso che manca poco all'estate, su che cosa si vuole orientare come proposte? Che in questa stagione lei con quali ingredienti si esalta? Ma sì, siamo già praticamente già esplosa l'estate, quindi tutte le verdure a frutto si dice, no? Quindi forse le più classiche anche, però si cerca sempre di essere anche un po' originali. Ecco, io sono sempre legato alla tradizione, quindi nel mio menù si vedono sempre delle cose classicissime, sia d'estate che d'inverno, e questo ci sarà sempre. Non so, io faccio spessissimo l'esempio della ribollita d'inverno, non lo so, delle verdure ripiene, quindi adesso certo arrivano melanzane, peperoni, zucchine e tutte queste cose noi le facciamo ripiene con delle fantasie di verdure. Però non voglio diciamo mancare dal creare delle cose originali. Per esempio i risotti d'estate si possono fare con dei frutti, il risotto alle albicocche, il risotto alle pesche, il risotto al melone, oppure ci si può inventare tanti tipi di ripieni per i ravioli. Oggi lei ne ha citato uno, però con tutte le verdure estive ci si può sbizzarrire con i ripieni, e ci si può sbizzarrire anche con i condimenti dei ravioli, perché basta pensare a una bella spadellata di verdure colorate e si è fatto un condimento per il raviolo gustosissimo, un po' di peperoni, un po' di zucchine, un po' di cipolla fresca, ecco, tutto viene colorato, tutto viene gustoso, anche con i secondi piatti. Oggi non ce l'abbiamo in menù, ma facciamo una sorta di parmigiana, quindi qui si strizza sia l'occhio alla tradizionalità sia all'innovazione, perché la faccio mischiando sia melanzane che zucchine, e all'interno, con il tofu fatto in casa mischiato agli anacardi e il pomodoro, facciamo una salsa ricca che non ha la mozzarella, ma ha tutti i sapori che vanno a rendere questa sorta di parmigiana rivisitata molto gustosa, e insomma c'è molta richiesta anche da parte dei miei clienti. Quindi il Lughino è sempre stato un misto di tradizionalità e ricerca, perché fa parte del nostro lavoro. Insomma, uno non può fare il cuoco senza aprire il frigorifero e cercare di inventarsi qualcosa o di reinventarsi qualcosa. Mi incuriosisce molto, tra i suoi dessert, verde ciliegia. Scusi, ma la ciliegia non è rossa?
È un bellissimo nome che abbiamo studiato. Questa nasce da una collaborazione con una gelateria di Milano, si chiama Gelato Giusto, e siamo affini per approccio etico. Anche questa gelateria ha solo ingredienti vegetali. Ci hanno messo in contatto, anche se io conoscevo già Vittoria, ci hanno messo in contatto e ci hanno proposto di inventarci un modo diverso per interpretare gli stessi ingredienti. È una bellissima sfida che mi piacerebbe che si ripeta anche in futuro con altri ingredienti in altre stagioni. E quindi ci siamo messi lì e nel giro di pochi minuti sono nati sia gli ingredienti su cui lavorare, ovvero le materie prime, le 3 materie prime che adesso vi dico, sia più o meno come realizzare la cosa. Infatti nel giro di pochi giorni già io avevo le idee chiare e lei anche. Quindi in questo caso le materie prime che abbiamo lavorato in modi diversi io e lei sono il cacao, la ciliegia o l'amarena e il pistacchio. Quindi io sotto forma di dessert e Vittoria sotto forma di gelato. Io ho realizzato una base con un pan di Spagna al cacao, una crema di pistacchio molto intensa perché è pistacchio vero, lavorato, frullato al punto giusto, non in crema perché già è molto fine da base di cacao, quindi volevo un po' più granulometrica la crema di pistacchio, ma ripeto, pistacchio vero, lavorato e poi addensato, e sopra le ciliegie. Le ciliegie sono restano intere, le lavoro solo un pochino, più che altro per profumarle, e restano nello stato sopra. Quindi 3 granulometrie completamente diverse, pan di Spagna fine, più granuloso il pistacchio e intera la ciliegia. Invece in gelateria hanno elaborato un gelato al pistacchio con variegatura alla marena e crumble di cioccolato per dare la croccantezza. Quindi è una bellissima idea, questa è come si è sviluppata. Decisamente, la trovo molto stimolante anche questa idea della sovrapposizione di granulometrie. Senta, già che ci siamo, no? Io guardo ovviamente i suoi menù, guardo il suo impegno, anche appunto il rispetto stagionale, però lei ha anche una cantina, se mi permette, di tutto rispetto, perché cioè 70 etichette non è uno scherzo. Come le ha scelte? Le ho scelte tanto con grande piacere, però è stata una ricerca che, così come per tutti gli altri fornitori, mi ha impiegato un paio d'anni prima dell'apertura del ristorante. Ho voluto fare le cose molto bene. Quando ho preso questa decisione, pur continuando a lavorare, partivo, giravo l'Italia, un po' per fiere, un po' per mercatini, un po' per produttori che avevo già selezionato prima di partire. E ovviamente tutti erano biologici certificati, ovviamente tutte erano piccole realtà che lavoravano prima di tutto con passione. Li ho conosciuti, qualcuno mi è piaciuto di più, qualcuno di meno, e alla fine ho creato una cantina di piccoli produttori con i quali ancora oggi ho un rapporto diretto. Non c'è il grossista che viene da me e mi porta la selezione di vini come, ahimè, succede ovunque. Io quando devo fare un ordine da una cantina faccio un ordine da quella cantina, una. Quindi è un lavoro, sì, forse un po' folle, ma ce ne sarebbero chissà quante di cose che un mio collega reputerebbe folli nella mia attività. Quindi così ancora funziona. Sono cantine sparse per tutta l'Italia, le referenze, come ha detto lei, sono una 70, ma dipende dai momenti. Insomma, nel vino naturale a volte il prodotto c'è, a volte il prodotto non c'è, a volte fai l'ordine, è già finito, bisogna aspettare l'annata dopo, quindi a volte mi trovo in carta 70, 80, 90, 65, ecco, le referenze sono più o meno quelle. E sono vini di tutte le fasce, ma davvero notevoli. Anche a volte qualcuno mi dice: ma questo vino che non ha un costo molto alto è buono? È molto buono, forse anche proprio in virtù di questo rapporto diretto che salta, insomma, altri costi
di intermediari, però vini nei quali credo ciecamente che, insomma, come tutti i prodotti che porto in tavola, sento un po' come miei, ecco. Senta, ma visto che lei citava la follia, tra Siate affamati e Siate folli di Steve Jobs e L'amore passa e la fame resta del suo collega Antonino Cannavacciuolo, lei dove si situa? Mamma mia, che domanda difficile. Lei mi ha fatto citazioni che purtroppo io non riesco a cogliere, perché le devo confessare che io da mattina a notte o lavoro in cucina o lavoro a tutto quello che riguarda il ristorante. Non seguo molto televisioni, radio, TV, eccetera, eccetera. Quindi non vorrei rispondere a una domanda facendo brutta figura proprio perché non so cogliere queste citazioni. Allora gliela pongo io l'ultima domanda, quella che secondo Gianni Minà è del bravo intervistatore. Io non lo sono, ma gliela pongo lo stesso. Che cosa farà domani? Domani in cucina o domani... Guardi, che cosa farò domani è una bella domanda. Io tutti i giorni mi chiedo, tutti i giorni cerco uno stimolo nuovo. Ristoranti 2 assolutamente mi bastano. A volte però mi chiedo se oltre a questa ormai sono diventate 2 grandi realtà e tante volte mi manca un po' la dimensione intima che aveva la mia prima realtà iniziale, no? Il primo ristorantino di Seregno che poi ho trasferito a Milano. Ecco, quindi, a volte mi manca una realtà più intima, quindi mi chiedo se, senza stare a fare altri ristoranti perché 2 da seguire e da curare bene mi bastano, mi chiedo come possa esistere un modo per parallelamente fare qualcosa di più intimo veramente tra chef e utente e cliente. E me lo sto chiedendo da un po' di giorni e secondo me prima o poi arriverà una cosa in più da affiancare e insomma una bella novità da proporre. Ecco, così la lascio lì. Beh, allora quando è pronto me lo faccia sapere perché lo vogliamo raccontare qua. Assolutamente, senza dubbio. Grazie. Grazie a lei, è stato veramente un piacere. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar:
caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 7 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Juan Manuel Serrat, Cantarés del 1969, Antonino Danna al microfono con voi. E allora, bella gente, arriva una zappa al 340-670-9659, Silvio da Torino commenta Chanson Egocentrique cantata da Alice, bellissima canzone, ma che tu sappia, Alice e Battiato erano una coppia anche nella vita? No, purtroppo no, però hanno vissuto una forte affinità intellettuale e mentale. Ci sono delle storie, ma non è nemmeno definibile come una storia d'amore, è qualcosa di più, qualcosa che va oltre. Sono proprio anime che si incontrano e che condividono qualcosa e in fondo è come quando tu vedi due pezzi di stoffa uno sull'altro, no? Li cuci assieme, ne fai una toppa. Quella toppa avrà sempre qualcosa dell'uno e dell'altro. Allora andiamo a vedere 0292947222, il telefono è aperto, se avete voglia di intervenire. Diamo un'occhiatina alle agenzie, l'ADN Kronos, eccoci qua. Mondiali Argentina-Austria 0-0 per adesso, l'albiceleste torna in campo nella seconda giornata. Francia, 2 bambini di 2 e 4 anni trovati morti in auto, la causa potrebbe essere il caldo, è accaduto a Carpentrà dove le temperature hanno toccato i 39 gradi, la madre è presa in custodia dai servizi di emergenza. Schwarzer risponde alle nuove accuse di doping, sono innocente, non mi difenderò più. Il marciatore dice alla sua in conferenza stampa: a livello difensivo non faremo più nulla, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque, è troppo importante la mia vita. Malagò, nuovo presidente della FIGC, profondo senso di responsabilità, CT, non ho parlato con nessuno. Ancora, centrosinistra, boccia da DN Talks, PD, 5 Stelle, AVS, blocco politico aperto alle alleanze. Le dimissioni di Starmer, chi è Burnham, il successore leader del partito laburista. Sorelle scomparse e ritrovate, svolta nelle indagini, in carcere la madre, il compagno e il nonno. L'accusa, sequestro di persona, procuratore di Sulmona, erano segregate in una stanza, non potevano uscire. Rintracciate grazie a videochiamata della madre, ora disinteressatevi di loro. Il papà si inizia una nuova vita. Vediamo che altro c'è di interessante. Milano, le primarie della Lega al candidato sindaco, vincono Salvini e Sardone. Vannacci, avremo un nostro candidato. Milano, lite per una donna, uno estrae la pistola, l'altro lo investe e lo uccide. Enrico Varriale, confermata in appello la condanna a 10 mesi per stalking. Eredità Agnelli, Margherita chiede di costituirsi parte civile. Mosca sotto attacco dei droni, costretta a chiudere tutti gli aeroporti. Forze russe colpiscono 3 mercantili diretti a Odessa. Infine, caso Orlandi, Roscani a Pietro, a 43 anni alla scomparsa di Manuela, la commissione persegue la verità fino in fondo, missiva nel giorno dell'anniversario. La vostra forza è straordinaria, lavoriamo su ogni pista che merita approfondimenti, la nazione ha il diritto di sapere.
Carburanti, 13° giorno di calo dei prezzi per benzina e diesel, valore pari a 1,83 euro al litro per la benzina, 1,93 per il gasolio, lungo la rete stradale nazionale. A quanto avete pagato la benzina? Voi state constatando questa discesa dei prezzi? Scrivetecelo al 340 670 9659. Noi adesso andiamo verso la fine della nostra trasmissione, perché avete ascoltato Cantares, il pezzo appunto di Juan Manuel Serrat, che come sempre annuncia la nostra Carla De Bernardi, e in particolare questa sera facciamo un'altra tappa lungo il cammino di Assisi. Un ultimo aggiornamento dalle agenzie. Meloni in Consiglio dei Ministri sullo scontro con Trump, non ci sono impatti sui rapporti con gli USA, invita i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata per l'indipendenza. Bimbi di 2 e 4 anni appunto morti in auto per l'ondata di caldo in Francia, vediamo che cosa è accaduto. La Meloni intanto cosa ha detto? La premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri ha fatto riferimento, scrive l'ANSA, al recente scontro a distanza col presidente degli USA Donald Trump, e come affermano diversi presenti alla riunione avrebbe sottolineato che non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti. Alla luce di questo, riferiscono le stesse fonti di governo, Meloni ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza, anche perché, avrebbero rimarcato, l'ambasciatore Fertitta è sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti. Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. La premier Giorgia Meloni aveva spiegato ieri che non avrebbe più replicato al presidente USA, stavolta Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. Chiudiamo con i bambini di Carpentras, sempre a 2 bambini, 2 e 4 anni, sono stati ritrovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un'ondata di caldo estremo. Le cause della morte non sono state ancora determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa, ha affermato Hélène Mourget, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. I 2 bambini sono stati trovati privi di sensi nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de Lubac di Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, sono deceduti entrambi. Lo riporta La Provence, sottolineando che i bimbi sono stati trovati in arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'auto, che era molto calda. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti, ma, riportano i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono siano saliti nell'auto all'insaputa della madre 33enne. L'ondata di calore che attraversa in questi giorni il paese ha causato un aumento del 30-40% delle chiamate ai servizi di pronto soccorso SAMU-SA, e quanto riferito all'agenzia France Press dal medico e componente del SAMU-SAS, Louis Soula, sottolineando che al momento i servizi di pronto soccorso sono nelle condizioni di gestire l'aumento delle richieste, ma ci potrebbe essere un peggioramento nei prossimi giorni, così l'ANSA. Adesso linea alla nostra Carla De Bernardi, poi ci saluteremo con i Creedence Clearwater Revival, Heard It Through the Grapevine del 1970. Un abbraccio grande a questa famiglia che piange questi 2 bambini, un abbraccio grande anche a questi bambini. Dio li accolga e li consoli. E con questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento, ahimè, con questa triste notizia, domani alle 18:15 trattabili, sulle magiche onde di Radio Libertà per la puntata numero 1219 di Zoom. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Partiamo. E allora, questo lunedì è tornata a trovarci la nostra Carla De Bernardi, che accaldata come probabilmente quasi tutti gli italiani
ci porta di nuovo sul cammino di Assisi. E allora, dove andiamo oggi? Oggi, l'altra volta avevamo fatto la foresta sacra di Camaldoli, siamo arrivati a Monastero e, come si chiama? Eremo di Camaldoli. Sì. È un posto meraviglioso. Adesso io, come ti ho detto, sono dalle 7 che corro, quindi non sono riuscita a mandarti delle foto, però l'Eremo di Camaldoli credo che sia pieno di foto sul web, è veramente un posto meraviglioso. Io direi che la ristrutturazione più recente deve essere del 600, una roba così, però non me lo ricordo, potrei dire una grossa stupidaggine. Io mi ricordo che quando sono arrivata all'Eremo proprio sono rimasta stupefatta da quello che vedevo, sia del monastero che dell'Eremo, dove ci sono tutte queste camerette singole praticamente, come fosse uno di quei, come si chiamano, di quei motel americani, sai, che metti la macchina davanti e poi c'hai davanti la camera, e ci sono anche in Italia quei motelli. Ci sono tutte queste stanzette dove puoi ritirarti per fare un periodo di meditazione lì all'Eremo, quindi ovviamente non devi essere un monaco, no? Ma sono proprio quei monasteri, quegli eremi che accolgono le persone che hanno bisogno di un ritiro spirituale. Allora, il monastero è stato fondato nel 1025 da monaci benedettini. Ecco, vedi. Tanto lo stiamo mostrando, questo è il suo sito ufficiale, questo è l'Eremo dall'alto con i bungalow, diciamo così. Esatto, vedi che sono proprio bungalow. Sì. Eccoli qui. Ecco, e questa qui deve essere dove c'è la farmacia, che anche quella è antichissima, l'hanno fondata nel 1048. Poi vabbè, è stato ricostruito nel 1504 per l'appunto, per cui in epoca XVI secolo, nel XVI secolo. Adesso la storia poi uno, se vuole, se la va a vedere. Sì, infatti è tutta qui. Di non averla ripassata perché stamattina sono uscita alle 7 e sono tornata 5 minuti. Ma non ti preoccupare. Andiamo avanti. Comunque è antichissimo perché risale al 1025 il monastero e poi è stato la farmacia pochi anni dopo, e poi nel 1540 la farmacia attuale del 1540 e il monastero mi sembra che appunto sia stato ristrutturato anche quello nel XVI secolo. Sì. Era stato fondato da un tale San Romualdo. Tra l'altro da qualche parte c'è anche un eremo di San Romualdo in cima a una montagna dove io ho tanti anni che voglio andare. E quindi questo Camaldoli monastero, eremo, la farmacia, e sai quelle farmacie tutte in legno con tutti i grandi vasi di ceramica, bellissimo, con tutti i nomi delle erbe, dei preparati galenici, eccetera. E poi naturalmente la farmacia vende anche piccoli souvenir, sia di Camaldoli che libri, ha molti libri, perché è una comunità molto colta quella di Camaldoli. A parte che vabbè, c'è stato anche un papa che era, non mi ricordo, XVI, ma poi dal 1969 al 1987, quindi per quasi 20 anni, un certo Benedetto Calatti, che era il priore generale del monastero, organizzava degli incontri. Io ero piccola e quindi non mi sono neanche accorta che ci fossero, ma se l'avessi saputo da grande probabilmente avrei tentato di andarci, che si chiamavano i colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli, e poi gli incontri di Montegiove, dove radunava, quelli di Montegiove erano vicino a Fano, invece quelli di colloqui ebraico-cristiani erano proprio a Camaldoli. Lui riuniva credenti e non credenti intorno ai grandi temi delle religioni, no? E quindi erano degli incontri veramente molto di un altissimo livello teologico, filosofico e culturale. Poi questo Calatti era molto avanti, perché lui per esempio trovava incomprensibile che la donna fosse esclusa dal sacerdozio, e per giustificare questo diceva: non erano le donne che sono rimaste sotto la croce di Cristo, infatti sappiamo, no, che sotto la croce c'erano le Marie, in realtà c'era anche Giovanni d'Arimatea, se non mi ricordo male,
Menicche e fu quello che raccolse il sangue di Cristo nel quello che divenne poi il Santo Graal. Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea, scusami, sì, ho detto Giovanni, intendevo Giuseppe, però c'erano le Marie sotto la croce, quindi Calati diceva sono le donne che hanno assistito appunto a Gesù sulla croce, sono la stirpe più forte. E poi lui era anche uno che era, era favorevole all'amore, anche all'amore carnale, all'amore del Cantico dei Cantici. Insomma, era uno molto avanti. Era contro la gerarchia maschile del potere romano, avrebbe appunto voluto che le donne potessero fare la carriera ecclesiastica. E era contro il celibato degli uomini, anche come ho detto, se l'ho detto, se non l'ho detto, lo dico adesso, perché per lui il celibato doveva essere una libera scelta e non un obbligo. E quindi era un grande questo Benedetto, ti ho detto, sì, Benedetto Calati, un personaggio da riscoprire. Quando sono arrivata a Camaldoli mi sono fatto un bel giro per la farmacia col mio gruppetto e poi siamo andati al rifugio della Forestale. Lì credo di averti mandato una foto l'altra volta. Dovresti avere un gruppetto in cui ci sono io in ginocchio sul davanti con gli occhiali da sole. Mi sembrava di avertelo mandato. Ma credo di non ritrovarla più perché è passato un po' di tempo. Facciamo senza immagini. Siamo arrivati al rifugio di Camaldoli dove c'era questo Giordano Picchi che è l'organizzatore del cammino da Dovadola, perché non so se te l'ho già spiegato, che c'è poi il cammino che parte dalla Verna, è quello di Angela Serracchioli, di cui parleremo quando arriveremo ad Assisi. Giordano Picchi invece organizza quello da Dovadola e a Camaldoli lui all'epoca con dei volontari gestiva il rifugio della Forestale e abbiamo dormito lì, abbiamo mangiato tutti assieme. Il momento conviviale è sempre molto divertente sui cammini, perché o vai a mangiare nei ristoranti che sono convenzionati, come succede molto spesso a Santiago, ma se sei in un rifugio, tipo questo della Forestale, e c'è la cucina a disposizione, allora tutti si mettono a cucinare e mangiamo tutti assieme quello che prepariamo. Ed è sempre un momento molto, molto divertente e molto di condivisione. Lì poi c'era una ospitaliera bravissima che si chiamava, vediamo se mi ricordo come si chiamava, non me lo ricordo, perché lei era una grande cuoca e quindi ci ha preparato una cena meravigliosa, devo dire. Ah sì, Monica, ospitaliera di Bergamo, e poi c'era Giordano, proprio Giordano Picchi, e quindi abbiamo appunto mangiato tutti assieme spaghetti, non mi ricordo che cosa, un sacco di cose, perché poi sui cammini si mangia spesso la pasta la sera, sì, certo. Oppure delle gran minestre di verdura, perché la minestra di verdura ti reidrata. Sul cammino di Santiago spessissimo si mangia anche la sopa de lentillas, la zuppa di lenticchie, con o senza salame piccante. Io preferisco col salame piccante, però per i vegetariani e i vegani è meglio la zuppa di lenticchie senza chorizo, si chiama chorizo il salame spagnolo. E quindi quella sera lì, grande serata, poi si dorme in una camerata e così la tappa finisce con una grande cena, tutti a dormire presto e la mattina dopo siamo partiti per andare nella tappa successiva che era 19 km, che era a Biforco. Biforco, come dice il nome, è un luogo dove si biforcano due strade, no? Lì a Biforco abbiamo invece dormito e mangiato in una casa privata che si metteva a disposizione dei camminatori. Quindi c'erano, mi sembra, 2 o 3 camere a 3 letti o a 4 letti, perché noi eravamo in 8, come ti avevo detto, e abbiamo dormito e mangiato da questa signora. E anche lì, non ti dico, mi sembra che Biforco sia ancora in Romagna, se non ricordo male. Io me la ricordo come una mangiata con gnocco fritto, ogni sorta di ben di Dio, tortellini, ragù, preparati proprio da questa signora in casa. Questo è un lato del cammino che è molto piacevole, no? Questo fatto che spesso mangi anche con le persone del luogo, oppure come al rifugio mangi tutti assieme, ma questi momenti sono importanti quanto il cammino, perché sono i momenti mi sembra. finali della giornata. Sono quelli che cementano il gruppo, che uniscono le persone sicuramente.
Poi è anche una scoperta di questa Italia a torto considerata minore, l'Italia delle strade blu, le statali, i cammini, le campagne, le mulattiere. Esatto, E invece è esatto, l'Italia più esatto. vera. Esattamente. Allora, tra Camaldoli e Biforco ci siamo fermati in un posto che si chiama Badia Prataglia, dove abbiamo fatto il picnic, perché anche questo te l'ho già raccontato. A mezzogiorno sul Cammino di Assisi si fa il picnic. La sera quelle cose che ti ho detto, grandi mangiate, ma a mezzogiorno si fa il picnic perché tra una tappa e l'altra non ci sono punti di ristoro. Quindi trovi da mangiare nel paese o nel villaggio, nel posto dove hai passato la notte, e poi devi saltare 25 km, in questo caso 19. Quindi Giordano ci ha detto: andate al bar del paese di Camaldoli, che ci sono delle brioche meravigliose, compratevi dei panini e dell'acqua e così poi farete il picnic. E infatti così abbiamo fatto. Poi siamo arrivati in questo posto che si chiama Badia Prataglia, dove abbiamo fatto appunto il picnic. C'era un parco, ci siamo messi sulle panchine e abbiamo fatto il picnic. E lì siamo al confine tra Toscana e Romagna. Ti ricordi che l'altra volta avevamo detto che i confini non sono luoghi di separazione, ma luoghi di condivisione? Sì, mi ricordo. E questa era l'accezione di un tempo, poi i confini sono diventati luoghi di separazione e poi in Europa, per esempio, i confini poi sono stati aboliti con Schengen, no? Per cui, però per lungo periodo i confini erano luoghi dove dovevi mostrare i documenti per poter passare, non erano luoghi dove andavi per l'appunto a scambiare, a fare scambio di culture. Decisamente no. Ecco, e qui in questo luogo, a Badia Prataglia, che è nell'Appennino, perché il Cammino di Assisi attraversa gli Appennini, quindi tu sali, scendi e attraversi tutti gli Appennini, quindi non sei mai in pianura nel Cammino di Assisi. Quindi è un cammino faticoso. Io non credo che lo rifarei, perché sono passati poi tanti anni, quindi non ho più la forza. Poi ti parlo del prossimo cammino che voglio fare. È Dove vuoi andare, perché se non sono indiscreto? Dove vuoi andare? voglio andare a Santiago de Compostela, ma partendo da Porto, che è tutto lungo l'oceano. È praticamente un percorso lungo tutto l'oceano. Quanti chilometri sono, scusa? Hanno 300. Quando è che ci vuoi andare? Parlavo ieri con questa mia amica di Torino che ha organizzato di andarci col marito, con cui ho già viaggiato io con loro, e partono, mi sembra, il 12 o il 13 di settembre. E adesso sto cercando di vedere, devo rompere il salvadanaio per vedere se ho i soldi per pagare il volo e per fare il cammino. Sono una decina di giorni, però questa idea che parti appunto da Porto e arrivi a Santiago lungo l'oceano, quello è un cammino abbastanza in piano, anche se quando io ho fatto il cammino della Normandia, anche quello lungo l'oceano, tutto lungo l'oceano, ma non è che tu c'hai sempre la spiaggia. Ci sono dei momenti in cui devi salire e poi scendere e poi ritrovi il sentiero costiero. Quindi ci sono dei saliscendi anche nei cammini che seguono la costa dell'oceano. Però ci sono, mi ricordo in Normandia facevamo questi lunghissimi tratti proprio pied en l'eau, visto che eravamo in Francia, lo diciamo alla francese. Quindi dopo essere partiti da Camaldoli, ci siamo preparati questo picnic a Badia Prataglia. E Badia Prataglia, anche lì c'è un museo forestale intestato a questo Carlo Simeoni, abbiamo già parlato di lui anche l'altra volta perché lui era un boemo e si dice che fosse figlio naturale dell'imperatore d'Austria, e lui era un botanico che ha costruito che si è occupato delle foreste casentinesi e di organizzare i musei delle foreste casentinesi, quindi è un personaggio molto importante nella storia del Casentino. E quindi picnic, eccetera, eccetera. Poi arriviamo a Biforco. Ecco, Biforco, per arrivarci, io mi ricordo una salita molto ripida, ma di asfalto, e mi ricordo che non ce la facevo più. Uno del gruppo è stato molto carino perché mi ha detto: attaccati al mio bastone, mi ha porto il suo bastone e lui saliva e io attaccata al bastone, ma lui faceva la salita a zigzag, a S, per evitare la salita diritta. Quindi attaccata al suo bastone io sono salita
facendo tutto questo percorso così a onde, e se no non sarei mai arrivata in alto, cioè da sola non ce l'avrei fatta perché era molto ripida. Eravamo stanchi perché era fine tappa, anche se erano solo 20 chilometri, ma era molto ripida, era sull'asfalto. Io proprio quella volta lì non ce la facevo. Se non ci fosse stato Luca, si chiamava Luca, che mi diceva fai così, attaccati a me e saliamo come dei piano piano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Infatti sono arrivata e poi a Biforco ci aspettava appunto questa signora in questa casa, una grande tavolata, una sala da pranzo, proprio una di quelle case di paese, sai, dove c'è il grande tavolo da pranzo con tante sedie, tutto antico, il buffet, il controbuffet, i letti, quelli con la testata di legno alta, l'armadio uguale ai letti, i comodini uguali all'armadio, proprio quella tipica casa dei paesi italiani, che ho trovato in tanti posti questo tipo di case, che non sono assolutamente lussuose, ma sono dignitosissime. Che sono poi quelli che poi gli antiquari chiamano i famosi mobili della nonna, no? Quando vai dall'antiquario ti fa vedere quegli armadi e quei letti, dice questi sono i mobili della nonna. In effetti sono proprio i mobili della nonna, in legno, massicci, scuri, e tutto coordinato, buffet contro buffet, comodini, e mi ricordo che sembrava di essere dai nonni o dalla zia, non sembrava di essere a casa di estranei. E questa è una delle cose belle, sui cammini non si è mai estranei a nessuno, capisci? Questa cosa è fantastica. Non esiste questa il è una concetto cosa di un'umanità stupenda, un buon profumo di umanità, Carla. Esatto, e quindi è quello che ti lega poi al cammino, che fa sì che poi tu ci vuoi tornare, perché quando hai provato questo senso francescano, in questo caso, ma comunque di comunità e di condivisione, è una cosa che vuoi rivivere, perché ti ha lasciato la nostalgia e ti ha lasciato una sensazione bellissima di non essere solo al mondo, al di là di che tu abbia figli, parenti, amici, amanti, fidanzati, mariti, sorelle, ma noi siamo tutti soli al mondo, anche con le persone che amiamo e che ci amano, ma invece su questi cammini senti proprio che non sei solo al mondo, perché siamo tutte formichine uguali, non so come spiegare, non so se è chiaro. Sì, è l'idea di trovare un'appartenenza, ecco il punto, ed è quello che toglie la solitudine. Al di là, capisci, al di là della tua appartenenza di famiglia, perché la famiglia non te la scegli tanto per cominciare, quindi ti capita chi ti capita, e non è neanche un'appartenenza sociale, perché non hai niente da condividere a livello sociale con queste persone, perché non vivi nelle stesse città, non hai la stessa lavoro, non hai la stessa condizione economica, non hai la stessa condizione fisica, e quindi sei in mezzo a estranei che però ti sono molto più vicini delle persone che invece ti sono vicine nella vita. Capisco che è un concetto che magari mi daranno della povera pazza, però è così, cioè ti affratelli, è la fratellanza, poi adesso dobbiamo dire anche sorellanza, perché sennò ci picchiano, ma è proprio l'affratellamento, cioè quello che diceva Francesco, che siamo tutti fratelli uniti dallo stesso destino, poi alla fine, perché il destino di tutti lo sappiamo, no? Qual è? Nascere, vivere e morire. E questa fratellanza la senti tantissimo, è quella che ti spinge a parlare con persone che non hai mai visto, a condividere il mangiare, a mettersi a preparare insieme la tavola, con persone che il giorno prima non conoscevi. Sul cammino di Assisi è un po' diverso, perché io ero partita con 8 persone, con 8 amici con cui avevo già fatto altri giri, però l'ospitalità era di questo tipo, era di gente che ci accoglieva come se fossero arrivati i parenti dall'Australia. Era successo anche a Tredozio, è successo dappertutto. Cioè arrivi e vedi questi visi di chi ti accoglie che si illuminano, appunto, come se tu fossi il parente lontano che torna in visita. Bella immagine, veramente una bella immagine.
veramente una bella cosa. Il biforco, appunto. Poi quella sera lì c'era una conferenza, siamo andati a tutta la conferenza, non mi ricordo su che cos'era, e poi tra noi c'era un signore che purtroppo credo non ci sia più, spero che ci sia ancora. Si chiamava Alfredo il Marsicano, perché era abruzzese, il quale ci ha raccontato la storia di Pietro da Morrone, scusami, che era abruzzese anche lui. Ed era Pietro un da Morrone eremita. era un eremita, e tu sai che divenne papa col nome di Celestino V, no? Sì. Lui era un francescano convinto, di idee francescane molto convinte proprio del francescanesimo, fedele al pensiero di Francesco, perché sai che poi c'erano i conventuali e quegli altri, per cui c'erano due fazioni che poi si sono divise alla morte di Francesco, tra quelli che seguivano strettamente la regola di Francesco e quelli che invece volevano la glorificazione di Francesco e tutta una serie di cose molto secolari, che sono quelli che poi hanno costruito Santa Maria degli Angeli ad Assisi e hanno inglobato la Porziuncola. La Porziuncola, questa piccola capanna dove Francesco morì, che era il suo posto del cuore, è dentro Santa Maria degli Angeli, che è una chiesa, adesso dico barocca, potrei sbagliarmi, ma comunque di quel periodo lì, enorme, molto grande, le tipiche chiese importanti di quel periodo, ed è proprio la dimostrazione, se fossi un politico direi la dimostrazione plastica, perché piace tanto dire questa roba, no? Sì. I politici dicono due cose, dicono la messa a terra e la dimostrazione plastica, lo continuano a ripeterlo in tutte le salse. La dimostrazione plastica di quello che era Francesco e la sua Porziuncola, e invece quello che avvenne quando vollero fare di Francesco un santo importante, quindi con chiese importanti. La Basilica di Assisi, che è meravigliosa, è la stessa cosa, venne costruita dopo la sua morte da uno dei suoi seguaci più fedeli, mentre Francesco non voleva che si costruissero basiliche, lui era appunto per le capanne. Vabbè, comunque Pietro da Morrone viene eletto papa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio quando c'è stato il terremoto all'Aquila. La Basilica di Collemaggio ha avuto delle pesanti danni, e infatti dentro ci sono delle colonne gigantesche. Quando io sono andata all'Aquila, perché lì quella volta lì stavo facendo la transumanza, stavo facendo dall'Aquila a Foggia il tratto che fanno le pecore quando vanno al piano. Sì. Poi a settembre è tempo di migrare, ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, perché il 29 di settembre, San Michele, le greggi partono, e appunto D'Annunzio lo celebra nella famosa ode in cui parla di questo, e io un giorno sono partita con le pecore dall'Aquila e sono andata a Foggia. Poi in realtà mi sono fermata a Vasto per altri motivi, comunque a Vasto c'era il mare, quindi sono scesa fino al mare, e la Basilica di Collemaggio aveva queste gigantesche colonne interne, tutte bloccate con delle enormi cinghie che servivano a non farli crollare per via del terremoto, perché il terremoto aveva danneggiato pesantemente la struttura di Collemaggio, e tra l'altro è una basilica molto bella e anche molto semplice. Poi ci siamo trovati lì con le pecore, il pastore Armando, e siamo partiti per Foggia, e dentro nella basilica c'erano queste colonne strette da queste grandi cinghie, e poi c'era il feretro di Celestino V nel cristallo, quindi si vedeva il corpo di Celestino V imbalsamato, presumo, adesso non ti so dare la specifica tecnica, e la teca di cristallo dove era contenuto il corpo di Pietro da Morrone alias Celestino V era integra, non aveva subito nessun danno, mentre tutto attorno avevano dovuto rinforzare ogni cosa. La teca di cristallo aveva retto benissimo al terremoto, e quindi il Papa era lì bello tranquillo. Tu sai che Celestino V fu scelto, se lo andarono a prendere nel suo eremo, perché non riuscivano a fare il Papa, dopo la morte del Papa Nicolò IV, il conclave non riusciva a eleggere il nuovo Papa, perché c'era stata un'epidemia di peste, poi non so che cosa, siamo nel 1292,
non si riusciva a eleggere il Papa, Nicolò IV era morto e Pietro da Morrone, che allora faceva l'eremita, aveva detto che se non fosse stato scelto il Papa a gran velocità, per la Chiesa sarebbe stata una sciagura, che gravi sciagure si sarebbero abbattute sulla Chiesa. Bastò questo perché si decise di nominare lui Papa, però lui dopo pochi mesi, dopo quanto? Dopo 6 mesi, aspetta, perché lui era assolutamente ignaro di regole, nozioni giuridiche, nozioni politiche, non era adatto in quei periodi lì. I papi erano dei politici, non erano semplicemente a capo della Chiesa, avevano anche un grande potere temporale, tant'è che fu poi Bonifacio VIII che fece nominare Celestino V perché secondo lui era un fesso, per dirla proprio in termini molto semplici, un ingenuo, e che avrebbe potuto manipolarlo come voleva per poi diventare Papa lui. Celestino V sorprese tutti perché dopo pochi mesi si dimise. Lui intanto fu quello che aveva inventato la perdonanza. Sai cos'è la perdonanza? La perdonanza è la, come si dice? Il 2 di agosto è l'indulgenza plenaria. Ecco, bravo, l'indulgenza plenaria. A Milano la danno il 23 marzo, un giorno di marzo, era la festa del perdono, no? A Milano, dove si trova, dove c'è la Cagranda e anche l'ospedale, la chiesa dell'ospedale Niguarda, era stata fatta la festa del perdono, che serviva a raccogliere soldi sostanzialmente, perché ti davano indulgenza plenaria, ma tu per partecipare alla festa del perdono dovevi calare, come dicono a Genova, morbide palanche. E lui istituisce la perdonanza all'Aquila. Bonifacio VIII, aspetta, non mi ricordo bene la storia, aspetta, che adesso te lo dico per cui ce l'ho. Sì, la Curia a un certo punto decise che Celestino doveva dimettersi. Ecco, la perdonanza è l'ingresso nella Basilica di Colle Maggio tra i vespri del 28 e quelli del 29 agosto di ogni anno. E per ottenerla, la perdonanza, devi essere veramente pentito ed esserti confessato. Qui non si pagavano soldi, diversamente dalla festa del perdono milanese. A un certo punto Papa Celestino V si dimette e dice: spinto da legittime ragioni per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe, al fine di recuperare la tranquillità perduta, abbandono liberamente il pontificato. Rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere e all'onore che comporta, dando sin da questo momento al Collegio dei Cardinali la facoltà di scegliere, secondo le leggi canoniche, un pastore per la Chiesa universale. Conclave durò 11 giorni ed elesse Bonifacio VIII, che si chiamava nella vita normale Benedetto Caetani ed era potentissimo, e quello lì sì, era veramente un politico. E Caetani riportò il papato a Roma, perché Celestino V l'aveva portato all'Aquila. Quindi Caetani riporta il papato a Roma e cosa fa? Rinchiude Celestino in una fortezza. Rinchiude Celestino in una fortezza, la fortezza di Fiumi, come si chiamava? Aspetta, te l'ho detto che stamattina ho corso tanto e non l'ho potuto guardare. Dov'è che lo rinchiude in una fortezza di Fumone, in Ciociaria, e 2 anni dopo Celestino V, alias Pietro da Morrone, morirà, perché lì c'era una questione per l'appunto politica, c'erano dei cardinali filo-francesi legati a Carlo d'Angiò, adesso non ti sto a ridire tutta la storia, che avevano minacciato di rapire Celestino. E quindi per evitare questo rapimento, Bonifacio VIII lo fa rinchiudere perché lo volevano rimettere sul trono papale, chiamiamolo così. Comunque erano dei francesi che avevano delle loro mire sul papato, e quindi Bonifacio VIII lo fa rinchiudere a Fumone, e dopo 2 anni Pietro da Morrone muore. E se ti ricordi, in Dante, non so se l'abbiamo già detto all'inizio, perché ogni tanto mi ripeto perché le storie sono complicate,
Dante dice colui che per viltà fece il gran rifiuto, ma da quello che ti ho letto, lui tutt'altro che per viltà lo fece per sottrarsi a queste lotte legate al papato e alle mire di Bonifacio VIII da un lato e dei francesi dall'altro, e per recuperare con la consolazione della vita di prima da eremita tranquillità perduta, abbandono quindi spontaneamente, e quindi è tutt'altro che un gran rifiuto per viltade. Questa forse è l'unica cosa su cui Dante Alighieri si è sbagliato. Carla, abbiamo ancora 3 minuti. 3 minuti per dire che Bonifacio VIII portò il lutto per la morte di Celestino come se fosse una persona a lui molto cara, quando invece l'aveva boicottato in tutti i modi. Basta. E quindi diciamo che Celestino V e Bonifacio VIII la si trova appunto nel canto terzo dell'Inferno, per cui se volete andarvi a ripassare questa vicenda si va nel canto terzo dell'Inferno. Poi dichiarato santo da Clemente V, e quindi fu diventato santo. E invece Petrarca disse il contrario, che non era un gran rifiuto ma un atto di grande coraggio. La prossima volta ripartiamo da Celestino V. Molto bene, grazie. Ecco, tranquilli. Ci ritroviamo allora lunedì prossimo, grazie. Ok, grazie a tutti, grazie. Some other guy that you knew before. When you do all those guys, you know I love you more. You took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, ooh, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind, honey, yeah. You know that a man ain't supposed to cry, but these tears I can't hold inside. Losing you in my life, you see. But you mean that much to me. You could have told me yourself that you found someone else. Instead, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind, honey, yeah. People say you hide from what you see. Now, from what you hear, I can't help being confused. If it's true, won't you tell me here? Do you ever let me go? Or the other guy that you do before? Ooh, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind, honey, yeah. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo